Amici bellini, buongiorno. Cerchiamo di fare un pochino di chiarezza come al solito, perché se avessi fatto questo video mezz'ora prima probabilmente sarebbe stata tutta un'altra cosa. Invece mano a mano che passano i minuti si dirada la nebbia e si capisce qualcosa in più. Forse cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto a Raffaele Visciano e tutti i nuovi iscritti, quelli che cercano delle notizie, dici ma che sta succedendo, e quindi lo cercate su YouTube eccetera eccetera, lasciate un like se riusciamo a fare un pochino di chiarezza, se questo video vi è utile. Io sono Valerio Fluido da New York, mi piace parlare del calcio e quindi vorrei parlarne però con cognizione di causa, non dicendo cose che non significano niente. Allora, tiriamo un attimo le fila. Io mi sveglio, buongiorno, e mi arrivano mille contatti, insomma, gente che mi scrive anche in privato, controllo sul canale Telegram dedicato agli abbonati dove sono sempre sul pezzo e si parla dell'abolizione del decreto crescita. Insomma, nello specifico non ci saranno più le agevolazioni alle squadre, ai presidenti delle squadre per quanto riguarda la tassazione dei giocatori che vengono presi dall'estero. Ricordando un pochino tutta la norma, quando si parla di un calciatore, un costo di un calciatore per una squadra, tu devi considerare quello che hai speso di cartellino, ma soprattutto, e lo sappiamo bene noi del Napoli, quello che è l'ingaggio, quanto pesa l'ingaggio all'ordo, quindi con le tasse sul bilancio. Quindi se il Napoli paga, faccio un esempio in soldoni, 3 milioni al netto, cioè un giocatore guadagna 3 milioni netti con il Napoli, al Napoli costa più o meno 5 milioni, perché non è proprio il doppio quando vai a fare il lordo, però col decreto crescita si arrivava a abbassare un pochino questo lordo, si arrivava intorno ai 4,5, insomma, sto facendo dei numeri a caso per capirci un pochino. Quindi conveniva alle squadre italiane andare a prendere giocatori che non erano stati in Italia negli ultimi 2 o 3 anni e quindi te li porti e risparmi qualcosina, quindi puoi dare qualcosa di più di ingaggio ai nuovi rispetto magari a uno che già stava nel campionato italiano che non ti conviene. E insomma, ci spostiamo perché farò vedere qualche screenshot, qualche cosa. Questo però è un altro paio di mani, quello era Raspadori con il Bologna. Spostiamoci di qua che è meglio. Insomma, calcio e finanza. Quando tu leggi un articolo di calcio e finanza tendi a fidarti, perché dici questi sono dei professionisti e quando scrivono una cosa hanno delle notizie certe, così calcio, addio al decreto crescita, stop agli sgravi sui giocatori, decreto crescita, stop al calcio, il governo taglia gli sgravi nei confronti degli sportivi professionisti coinvolti diversi calciatori. E quindi si parla l'Inter, il Milan, la Juve, il Napoli, eccetera eccetera. Quando però adesso cliccate su questo articolo, su questo, se scrivete manualmente questo URL, vi esce questo: contenuto non disponibile, perché l'hanno cancellato. Nel frattempo però, in una mezz'ora, un'ora, quando non so quanto è rimasto attivo, il mondo intero ha ritwittato questa cosa, lo hanno ripostato sui propri blog, tutte le testate, tutti i giornali importanti hanno cominciato a scrivere aiuto, 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 e qualcuno su Twitter un pochino più che voleva approfondire è andato a leggersi il decreto e ha visto delle cose, cioè una frase in particolare che potrebbe cancellare tutti i dubbi e le preoccupazioni. Perché? Andiamo a leggere, perché io prima di fare il video mi devo informare, non mi basta leggere un tweet dove tirano anche le conclusioni, capite? Dicono la cosa, tirano anche le conclusioni, quindi è finita, quindi possiamo esonerare Garcia, quindi non viene più Conte. Andiamo a leggere bene. Con un'analisi tattica ci spostiamo e trovo questo che dice c'è un po' di confusione sull'abolizione del decreto crescita per le squadre. Non è ancora chiaro, già questo articolo mi piace un pochino di più, se i club italiani potranno accedere ai benefici fiscali su cui hanno costruito gli ultimi trasferimenti. Il governo bla bla bla, retroattivo, anche sul retroattivo non siamo proprio d'accordo, perché per quello che riguarda le aziende normali si parte da gennaio, ma per quello che riguarda il calcio si parte sempre da luglio, e poi lo sgravio fiscale parte da gennaio perché l'anno fiscale deve partire da lì. E quindi per il calcio e lo sport in particolare era stato creato il boost per gli investimenti sul mercato estero. Gli atleti che accettavano di trasferirsi in Italia e che avevano residenza in un paese straniero avevano un regime fiscale agevolato con una riduzione della tassazione fino a una quota prossima al 50%. Proprio questo aspetto potrebbe non esistere più, secondo le ricostruzioni
istruzioni delle ultime ore è stato stabilito la bozza di manovra, tra l'altro premessa ancora deve essere approvato, quindi questo siamo sempre nell'ambito delle ipotesi. Nuovo regime agevolato per i lavori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza in Italia per un massimo di 5 anni. L'agevolazione consiste in una riduzione della tassazione del 50% per un reddito fino a 600.000 euro. Questa è una cosa importante perché poi i calciatori sfondano questo tetto. I rumori benissimo. Il requisito è che abbiano un'elevata qualificazione e specializzazione, ovviamente i calciatori sono questi, e che non siano stati residenti in Italia per gli ultimi 2 anni. In più, chi torna e usa lo sconto ma non mantiene la residenza deve restituire le agevolazioni, pagando anche gli interessi. Allo stesso tempo però nel testo c'è scritto anche che restano invariate le disposizioni per i ricercatori universitari e lavoratori dello sport già previste. Quindi resta invariato quello che è l'agevolazione. E insomma non è chiaro se i calciatori sono stati esclusi dal regime agevolato in vigore fino ad oggi. Se nel caso fosse effettivamente così, molti club dovrebbero rinunciare a dei benefici. E qua parla dell'effetto Dom, la Juventus ha comprato Weah, l'Inter ha comprato Pavard e Thuram, Loftus-Cheek, Reindeers, Pulisic, il Napoli ha comprato Cajuste, Lindstrom e Nathan, non godrebbero degli scavi presenti al momento della firma, di conseguenza l'impatto degli ingaggi sarebbe più alto. E ovviamente si parla che sì, tutto questo va bene, però molti sono contrari al decreto crescita perché si tende poi a devalorizzare quelli che sono i calciatori italiani, quelli che già giocano in Italia, quindi molti non sono d'accordo. Ma se tu hai stabilito delle strategie di mercato su questa cosa, prevedendo delle spese precise, non puoi poi dopo trovarti a doverne pagare di più, salta tutto il banco. Di conseguenza ci spostiamo di nuovo su Calcio e Finanza, che nel frattempo ha riscritto tutto l'articolo completamente da capo. Non dovrebbe esserci nessuna novità sulla possibilità per il mondo del calcio di usufruire dei vantaggi. La novità emersa ieri, il Consiglio dei Ministri non dovrebbe riguardare gli sportivi professionisti, tutto ruota intorno alla frase contenuta nel comunicato reso noto dal governo: invariate le disposizioni per i ricercatori, professori universitari e lavorazioni dello sport già previste. Tra l'altro qualcuno dice pure che questa frase in particolare non c'era sul decreto che avevano diffuso poi quelli del governo. Di conseguenza era scattato l'allarme. Nel frattempo si chiede a Gravini, praticamente Gravini dice no, noi non sappiamo proprio niente di questa storia, ci dobbiamo informare eccetera eccetera. Ecco perché poi non lo so quale sarà qual è stata la scelta sulla copertina, ma dovrebbe essere Serie A game over, ma è un discorso più ampio game over con il punto interrogativo. È game over per queste cose qua perché poi la Serie A prenderà ancora meno attrattibilità, cioè abbiamo meno potere di acquisto nei confronti dei giocatori se non possiamo nemmeno pagarli bene. Già è un campionato che non attira tantissimo i top player, se non possiamo nemmeno pagarli in un certo modo perché non abbiamo le agevolazioni fiscali, è un conto. Oltretutto siamo in un periodo dove dobbiamo vendere i diritti TV della Serie A e non sappiamo a chi vendere. Ecco perché il game over è totale, perché abbiamo lo scandalo delle scommesse che ancora dobbiamo capire nello specifico. Se i giocatori sono molti più di quelli che ci sono, che facciamo? Li facciamo fuori tutti? Oppure facciamo vabbè, ma quelli sono un po' ludopatici, gli mettiamo uno psicologo vicino e risolviamo? Oppure si fa la stangata generale, il campionato perde completamente attrattiva e si sta parlando in questo momento di farsi il canale proprio privato fatto dalla Lega interno in stile MLS, praticamente come si fa in America, ed è che attualmente dovrebbe avercelo la Apple, i diritti in America per il campionato americano. Di conseguenza ragazzi scende, perché poi se la Serie A diventa come la MLS comunque hanno più soldi, se vogliamo, da investire in qualsiasi tipo di business. Se la Serie A non è attrattiva, se ci sono i giocatori che scommettono sul calcio, se non possiamo avere le cose così, ma che fine fa questa Serie A? Veramente siamo alla frutta più totale. E in conclusione le riflessioni su quelle che possono essere le situazioni che ci riguardano, cioè del Napoli, l'esonero di Garcia, ora con o senza questa storia dello sgravio fiscale, è da considerare l'ultima risorsa per De Laurentiis, perché se non cambia niente comunque tu lo devi tenere per 2 anni per usufruire dello sgravio fiscale. Facciamo l'esempio Kim, tu avevi usufruito dello sgravio fiscale, però l'hai venduto prima dei 2 anni, di conseguenza gli hai dovuto pagare all'ordo tutto l'ingaggio di quell'unico anno, quindi non hai risparmiato su quello che pensavi sul lungo. E idem per Garcia, se lo esoneri adesso tu comunque lo devi pagare, anzi lo devi pagare di più
più di quanto non lo pagheresti tenendolo sulla panchina, perché gli devi pagare tutto quello che è pattuito senza ottenere lo sgravio fiscale e ci devi aggiungere poi l'ingaggio per il nuovo allenatore. Di conseguenza è un'ipotesi remotissima. Quando si continua a dire ma quello su Conte non è ancora finito, Conte ha detto che vuole provare il brivido di allenare in una piazza come Roma o Napoli, ma Conte i soldi li vuole, e ora dobbiamo pure capire se ci sarà in futuro, se viene confermato questa cosa dello sgravio. Con o senza sgravio, Conte ha un ingaggio incomprensibile per le casse del Napoli, non avrebbe proprio senso. Oltre a tutto quello che si parla, il modulo, il carattere, il rapporto eventuale con De Laurentiis, il modo in cui poi si rapporterebbe con la società e con l'ambiente, perché lui è lui e sa lui cosa fare, e se sbaglia lui, hanno sbagliato i giocatori o ha sbagliato la società, perché ricordiamocelo com'è Conte, perché in troppi si sono fatti Conte è proprio l'uomo giusto. Io penso proprio sia l'uomo sbagliato per il Napoli, proprio sbagliatissimo per il tipo di atteggiamento che ha e per quello che porta poi alla squadra. Quindi ipotesi remotissima, che resta remotissimo, questa situazione non cambia quelle che potevano essere le ipotesi su Conte. E poi io più lo sento parlare e meno mi convince, onestamente, ma questo è un discorso che va a parte. Più simpatico, più interessante sarebbe ragionare su quella che è la situazione di Osimhen, su questo mancato rinnovo, e adesso si fanno dei discorsi diversi. È chiaro, tu non gliel'hai aumentato l'ingaggio, quindi siamo sempre nell'ambito di quello che era. Dobbiamo capire se questa cosa del decreto crescita viene confermata o no, altrimenti aumenta poi anche il lordo per Osimhen. È chiaro che è più fuori che dentro, e dobbiamo ragionarci anche su gennaio. È inevitabile, se qualcuno effettivamente vuole fare questo tipo di spesa, che a questo punto secondo me non supererà i 100 milioni, ve lo dico chiaramente. È difficile anche immaginare una cifra del genere per il giocatore che adesso. Facevamo il video l'altro ieri sempre senza sapere l'entità dell'infortunio. Adesso sappiamo che è un infortunio serio, perché si parla di lesione di secondo grado, quindi non è completamente lesionato, ma è lesionato, ed è anche una lesione che non ti permette poi di forzarlo, perché se tu hai recuperato un pochino e forzi, rischi brutto così, e quindi ti trovi un Osimhen che probabilmente non lo puoi utilizzare per un mese e mezzo. Si arriva verso la pausa della Serie A, dopodiché c'è la Coppa d'Africa, se ne va e quindi l'hai perso a tutti gli effetti. E bisognava ragionare. Io ve l'avevo detto già l'anno scorso, in pieno scudetto, che era il momento. Poi è chiaro, nel momento in cui tu vinci, c'hai quella coppia incredibile, lo vuoi trattenere, vuoi continuare a vincere, ma vista freddamente la situazione, tu devi pensare, è un Osimhen che tu come hai già ammortizzato completamente, bastano 8 milioni e fai plusvalenza. È un giocatore che poi ti va anche in Coppa d'Africa quest'anno, ti va in scadenza, non si è capito quanti soldi vuole, il procuratore è quello che è, la difficoltà della gestione andava trovata una squadra per Osimhen, andava accettata un'offerta molto inferiore ai 200 milioni. Non lo so onestamente quale squadra nel mondo era effettivamente interessata ad Osimhen, oltre alla rabbia. Non so se De Laurentiis ha tirato la corda sperando in offerte folli, o per fare il volere della piazza te lo tieni, ma il volere della piazza lascia il tempo che trova, perché alla fine De Laurentiis fa quello che ha intenzione di fare. Il volere della piazza non muove le sue decisioni, onestamente. Lui ha un'idea, si confronta con Chiavelli e basta, perché non c'è direttore sportivo che tenga in questo caso, specialmente in questo momento, e prende le sue decisioni. Staremo a vedere. È chiaro che adesso si parla di Raspadori, facciamo le 2 punte, Raspadori Simeone, ci arriveremo, ovviamente ci avviciniamo alle partite e capiremo anche che tipo di formazione schierare contro il Verona. Si parla anche adesso di terapie per Zielinski, probabilmente un po' affaticato al momento. Ipotizziamo un ritorno di Rachmani, che pare abbia recuperato praticamente completamente. Sempre da capire il discorso Olivera-Mario Rui, perché se perdi Osimhen ti servono quelli alti. Ti servono per i calci piazzati, ti serve un altro che va di testa, e Olivera di testa è forse la sua caratteristica migliore.
bisogna ragionare su questa cosa qua, quindi Gassia si troverà in difficoltà. Se metti Simeone, un colpitore di testa ce l'hai, già se metti Raspadori si abbassano tutti, e quindi Mario Rui quando gioca non è proprio ipotizzabile. Se metti Rachmani al posto di Ostigard, Rachmani di testa è bravo, ma Ostigard è ancora meglio, hai perso Anghissà, quindi ci metterai probabilmente Cagliuste, probabilmente, perché non è proprio detto. E in questo momento sta anche giocando Elmas, assist. La Macedonia è in vantaggio di 2-0, assist di Elmas, ma che volevo parlare. Da New York, Valerio Fluido è tutto, spero di aver fatto un po' di chiarezza sulla questione. Non ci possiamo fidare di nessuno, ragazzi, escono le notizie e poi vengono smentite su, perché la fretta di essere i primi a scrivere una notizia e poi date notizie sbagliate perché non controllate e non fate i controlli personali, e così è difficile proprio commentarlo il calcio partendo da presupposti sbagliati, senza poi parlare di tutto quello che è successo ieri. Io sono rimasto in silenzio volontariamente perché di certe cose uno vorrebbe proprio non parlarne. Da New York, vi ripeto, Valerio Fluido è tutto, i like finali, iscrivetevi al canale che stiamo sul pezzo, aspettatevi uno short per l'Italia.